Eder. Mech. Pallister. Angoscia e apprensione a Santa Maria di Licodia, dove non si hanno più notizie di Mohammed Hussein Khalifa. Un bambino di soli 10 anni allontanatosi da una comunità per minori nella notte tra il 12 e il 13 marzo. Le ricerche del piccolo Mohammed, alto 145 cm e del peso di circa 50 kg, sono immediatamente scattate dopo la segnalazione della sua scomparsa. L'ultimo avvistamento risale alla scorsa notte, quando indossava un pigiama nero di una nota marca sportiva. Di fronte a questa situazione di emergenza, il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò, ha lanciato un accorato appello sui social network, chiedendo a chiunque possa contribuire al ritrovamento del bambino di fornire ogni informazione utile alle forze dell'ordine, anche in forma anonima, se necessario. Rivolgo un forte e impellente appello a chiunque possa contribuire al ritrovamento. Sollecito il senso di umanità di coloro che hanno visto o sanno qualcosa su quanto accaduto e su dove si trova, affinché lo comunichino al più presto alle forze dell'ordine. Ha scritto il primo cittadino, esortando i responsabili istituzionali a rafforzare l'apparato investigativo per ritrovare il piccolo Mohammed. Il sindaco ha inoltre invitato l'intera comunità locale e dei paesi limitrofi a unirsi nella solidarietà e nelle ricerche, affinché la mobilitazione collettiva possa contribuire fattivamente al ritrovamento del bambino scomparso. Le indagini e le ricerche sono attualmente in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Paternò, a cui i familiari di Mohammed si sono rivolti con urgenza. La preoccupazione per le sorti del bambino è alta, e l'intera cittadina di Santa Maria di Licodia resta in attesa di notizie positive. A mezz'anno della giornata di mercoledì 13 marzo sono in corso le ricerche di Luca, un ragazzo di 15 anni che frequenta il CFP Zanardelli di Brescia. Nel tardo pomeriggio, Luca è uscito di casa e poi si sono perse le sue tracce. Al momento della scomparsa, indossava dei pantaloni da ginnastica grigi, una giacca verde militare con cappuccio, degli scarponcini da montagna, provetto Boy Scout. Il giovane ha inoltre con sé una stuoia grigia e uno zaino da montagna blu chiaro. Chiunque lo incontri, per favore, contatti le forze dell'ordine o qualunque centrale operativa della protezione civile, chiedono in un messaggio i familiari. Preoccupazione a Zogno per la scomparsa di Jason Gusani, 15 anni, che manca da casa da giovedì 7 marzo. A denunciarne la scomparsa è stato il fratello Manuel che, non vedendolo rientrare, sabato sera si è rivolto ai carabinieri della stazione di Ponte San Pietro. L'ultima volta sarebbe stato visto venerdì nella zona della stazione di Bergamo, tra le pensiline del terminal dei bus e la zona dei binari del tram della linea T1 della TEB. Al momento della scomparsa indossava una tuta, un giubbotto nero marca Nike e scarpe Nike nere con inserti bianchi. Alto 1,70 m circa, capelli corti, occhi marroni, ha una cicatrice sulla fronte. Secondo quanto riferito dal fratello ai carabinieri non dovrebbe avere disponibilità di denaro né di carte bancomat e con sé non avrebbe documenti e cellulare. Si è conclusa positivamente la vicenda della scomparsa, da venerdì scorso, dalla base USAF di Aviano del militare Angel Ernesto Gonzalez, 20 anni. Il giovane si è spontaneamente presentato all'ambasciata americana di Roma. Ignote al momento le motivazioni che l'hanno portato ad allontanarsi senza dare né spiegazioni, né informazioni. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.